vaccini per un bambino che gioca a calcio e spunta un coltello, colpito all'addome il papà del piccolo. In manette l'aggressore, un 61enne. Banche Venete, il 6 luglio parte la trattativa tra Intesa San Paolo e sindacati sugli esuberi del personale, in ballo 3.900 posti di lavoro. I vertici ribadiscono nessun licenziamento, solo uscite volontarie. Dalle Banche Venete ai nuovi arrivi dei profughi fino al caso vaccinazioni, stasera puntata speciale di 20 e 10 con il governatore Luca Zaia a tutto campo. Colpo di scena sulla vicenda delle grandi navi a Venezia, il sindaco Prugnaro anticipa le decisioni del governo, sarà Porto Marghera il nuovo terminale di attracco delle navi da crociera. Atti vandalici a danno di un allevatore di bisoni a Scorzè, sfogo ai nostri microfoni, io sempre sotto attacco. Arrivati a Padova per rubare Rolex, 2 napoletani sono stati arrestati dalla polizia pochi minuti dopo la prima rapina. Un grande centro commerciale davanti al Cataio, il progetto sempre più vicino a diventare realtà, ma a 2 Carrare cresce la preoccupazione, è uno sfregio al territorio, si dice. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneta dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca, duello tra 2 vicini di casa, culmina con un accoltellamento. Un 56enne non sopportava un bimbo che giocava a calcio e ha tentato di uccidere il papà del piccolo. Sentiamo le testimonianze raccolte sul posto nel nostro servizio di apertura. Una sera d'estate un bambino gioca nel cortile condominiale, qualche calcio al pallone, gli schiamazzi allegri. La vicenda però ha rischiato di avere un epilogo drammatico. Un vicino, infatti, non sopportando il baccano, è uscito armato di coltello e ha ferito gravemente il papà del piccolo, che sotto shock ha assistito impotente alla violenza. È accaduto in questo cortile condominiale in via Newton, zona brusegana a Padova. In manette Silvano Paganini, 56enne già noto alle forze dell'ordine. Dalla finestra ha lanciato la sfida al papà del piccolo, un 71enne suo dirimpettaio, che lo ha affrontato con un bastone. Io stavo dentro per sistemare tavolino, comunque, perché era orario di cibo per mangiare. E lui è uscito fuori. Io ho visto con bastone, ma che sapeva se succede con coltello così. Certo. La moglie del ferito ha soccorso subito il marito, che è stato accoltellato all'addome. Una ferita molto profonda che ha rischiato di ucciderlo. Ora, dopo l'intervento, è fuori pericolo, ma rimane in prognosi riservata all'ospedale. È stato denunciato per aver usato il bastone. Il vicino che lo ha accoltellato invece è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Vado in galera a testa alta, ha detto Paganini mentre la polizia lo portava via. Lui sgridava sempre ai bambini, le faceva paura. Tutte le sere lui. Molte le vicine che hanno assistito alla scena. Suo figlio ha difeso. Tutto nasce perché dà fastidio ai putei e anche ai cani. Ecco, perché orino voi i putei davanti a casa sua, che è proprietà sua secondo ori. Invece se case operaie, se paroni tutte quante quelle che sta qua. Impugnare il decreto sulle banche significa mandarle in fallimento e non credo qualcuno possa prendersi questa responsabilità. Piuttosto bisogna migliorare il decreto ed inserire un corridoio per ristorare gli azionisti. A dirlo il governatore del Veneto, Luca Zaia, ospite della puntata speciale di 20 e 10 questa sera su Antenna 3. Dalle banche ai nuovi arrivi dei profughi, dall'autonomia fino al caso vaccinazioni, tanti i temi sotto i riflettori. Una puntata da non perdere, naturalmente, come detto, su Antenna 3. E Banche Venete, il 6 luglio parte la trattativa tra Intesa San Paolo e sindacati sugli esuberi del personale. I numeri delle uscite vedono circa 3.900 esuberi. Intanto la rabbia degli azionisti scesi ieri in piazza resta sempre alta. In ballo ci sono 3.900 posizioni totali, esuberi complessivi della maxi operazione Intesa, perché assorbire gli asset positivi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ha un prezzo. Entro il 30 giugno 2019 600 filiali da chiudere, 3.900 posti da tagliare, 1.100 dei quali riguardano proprio il Veneto. Ma guai a parlare di licenziamenti, la parola d'ordine da tempo è esodo volontario, questo è l'accordo strappato dal governo a Intesa. Uscite volontarie con l'applicazione del Fondo di solidarietà dei lavoratori bancari. Sembra semplice, ma non lo sarà. Ecco perché Intesa e i sindacati si incontreranno subito, tempo un mese, per definire numeri e modalità. La trattativa prende il via il 6 luglio. Intesa San Paolo ha avviato la procedura mandando una lettera di convocazione ai sindacati.
Si vuole chiudere il prima possibile, entro fine mese. Intesa ha fretta di mettere in atto il piano dopo aver mandato i suoi manager a Vicenza e Montebelluna. Ai vertici si sta anche valutando l'ipotesi di tenere in Veneto il centro per la gestione dei conti online. Le sedi direttive resteranno, mentre gli immobili di valore saranno oggetto di serie valutazioni. Doccia fredda prevedibili per i risarcimenti, conclusi i tavoli di conciliazione, dicono i vertici d'intesa, escludiamo nuovi ristori. Ecco perché la rabbia degli azionisti nei confronti di ex vertici e governo che ha dato l'ok è destinata a restare alta. La rabbia delle centinaia di voci scese in piazza a Vicenza ieri. 200.000 risparmiatori azzerati e sembra che non gliene frega niente a nessuno. Fra l'altro è tutta gente che ha lavorato una vita, che erano i soldi che gli servivano per la vecchiaia. Ci devono dare i nostri risparmi che ci hanno tolto in una maniera illegale e indecente. Ma la battaglia sui risarcimenti, promettono alcune associazioni, non è finita. È avvenuta la transazione insoddisfacente dei 119.000 risparmiatori e dico a questi risparmiatori che stiano tranquilli, è in sicurezza, perché è stato passato nell'attivo della banca, quindi chi ha preso il 15% è in sicurezza. Abbiamo fatto una richiesta di un fondo per le vittime da reato di aggiotaggio, ostacolo di vigilanza bancario. Voltiamo pagina, colpo di scena sulla vicenda delle grandi navi a Venezia. Il sindaco Brugnaro anticipa le decisioni del governo e dice sarà Porto Marghera il nuovo terminal di attracco delle navi da crociera. Via libera del governo sulle grandi navi a Venezia da Palazzo Chigi, nessun documento ufficiale fino ad ora, ma il sindaco del capoluogo lagunare anticipa la decisione che il ministro avrebbe concordato con lui. Sarà Porto Marghera il nuovo terminal di attracco delle navi da crociera. Dal 2019 2 nuove banchine saranno pronte nel canale industriale nord nell'area della Fincantieri, ha detto Luigi Brugnaro, che ha pure aggiunto come il disegno del governo non ha accantonato lo scavo del canale Vittorio Emanuele, pur se il progetto necessita della valutazione di impatto ambientale. Brugnaro ne ha parlato ieri nel corso del convegno Invest in Venice, dedicato agli investimenti su Venezia, che si è svolto alla Camera di Commercio. Nonostante il ministro Del Rio fino ad ora non si sia espresso, il sindaco di Venezia ha annunciato che il governo renderà nota la sua decisione a breve. Il terminal crocieristico a Marghera sarà attrezzato per accogliere le navi sopra le 96.000 tonnellate che ora non possono entrare in laguna. Un terzo terminal sarà realizzato entro il 2021, sempre a Marghera, nelle adiacenze del canale Brentelle. Sul tema delle grandi navi ieri ha parlato anche il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino, che per la prima volta dal suo insediamento si è rivolto criticamente contro chi si oppone al passaggio delle navi in laguna. Peggio sarebbe, ha detto Musolino, vedere perdere il posto di lavoro alle 4.500 persone impiegate nel settore crocieristico. Atti vandalici a danno di un allevatore di visoni a Scorzè. Sentiamo lo sfogo dell'uomo ai nostri microfoni. Hanno, dato alle fiamme all'autovettura e penso volessero ampliare il danno, ma fortunatamente non sono riusciti perché sono arrivato, ecco. Tutto è successo nel giro di poche ore. Michele, che da anni alleva visoni e attività di famiglia, aveva appena lasciato la sua azienda di Scorzè per andare a cena, quando è arrivata la telefonata dei vicini. La sua auto stava andando a fuoco. L'arrivo tempestivo ha impedito che le fiamme intaccassero capannone e cella frigorifera con il cibo per i visoni, ma all'indomani, oltre 20.000 euro di danni, resta la rabbia. Non è la prima volta, infatti, che accade. È già successo l'anno scorso, a febbraio, dove sempre ignoti che si sono firmati liberando gli animali e creando, oltre a questo serio danno, anche un danno a persone, cose, animali nei dintorni. Questo è un danno mirato a questo tipo di attività. Non posso escludere che siano animalisti.
Se nei precedenti attacchi gli animalisti si sono firmati, questa volta non hanno lasciato segni, ma sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri. Caccaro poi vuole lanciare un messaggio. Se noi andiamo a pensare che creare benessere all'animale è liberandolo, si sbagliano di grosso, perché l'animale nel momento che si ritrova in un altro habitat gli viene a mancare tutte le comodità. Arrivati a Padova per rubare Rolex, 2 napoletani sono stati arrestati dalla polizia pochi minuti dopo la prima rapina. Pochi minuti dopo aver fatto una rapina con lo scooter hanno accidentalmente tagliato la strada ad una volante della polizia che stava passando proprio in quella zona e così 2 rapinatori napoletani specializzati in furti di Rolex sono finiti subito in manette. Avevano appena aggredito un 53enne padovano che stava rincasando in via Sorio, lo hanno seguito fino al garage di casa e poi mentre stava scendendo dall'auto lo hanno spintonato e gli hanno strappato l'orologio di valore. Poi sono scappati in sella allo scooter. I 2 rapinatori sono però incappati nella volante che non ha esitato ad inseguirli e li ha bloccati davanti alla caserma Romagnoli a Chiesa Nuova. Uno dei 2 napoletani, Antonio Costigliola, era uscito appena un mese fa dal carcere. Con il complice Vincenzo Del Gazio era arrivato a Padova da poco. Questo è un arresto molto importante di 2 rapinatori seriali, 2 rapinatori con numerosissimi precedenti, che probabilmente alla prima rapina erano tornati proprio ieri, perché non abbiamo altre denunce del genere, sono stati fermati e arrestati dalla volante. Con ogni probabilità i 2 trasfertisti erano arrivati a Padova con l'intenzione di fare razzia di orologi, ma sono stati bloccati al primo colpo. Durante l'arresto uno dei 2 rapinatori ha anche aggredito un poliziotto che ha riportato delle ferite guaribili in 10 giorni. Torniamo invece a parlare della rapina di ieri mattina in pieno centro storico a Treviso, alla Banca Carige. La squadra mobile che conduce le indagini sta passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che quasi sicuramente hanno ripreso il rapinatore mentre si allontanava a piedi. Non ci si è accorti, proprio dopo sono usciti di corsa gli impiegati e allora è venuto fuori un po' di trambusto, ma il fatto non è passato, non ci siamo neanche accorti. È passato davanti all'edicola che stava per chiudere all'ora di pranzo il rapinatore solitario che ieri ha svaligiato la filiale della Carige di via Martiri della Libertà in pieno centro pedonale a Treviso. Eppure nessuno si è accorto di lui. L'uomo di mezza età, elegante, che è uscito dalla banca e si è dileguato a piedi, sembrava un normale cliente, forse un professionista. Invece era il bandito che, brandendo un coltello, aveva appena minacciato un cassiere della filiale costringendolo a consegnargli 3.500 euro. Era ben vestito, hanno detto giacca e cravatta, ma non si sa chi sia ancora. Ma ci sono le telecamere della Carige e di qua ci sono quelli di quell'altra banca. Le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Treviso procedono a ritmo serrato. Al vaglio degli investigatori le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito, ma anche delle altre telecamere del centro storico che quasi sicuramente dovrebbero averlo ripreso mentre fuggiva a piedi. Il comune ha già messo i filmati a disposizione della polizia. Nel fornire da parte della PL le immagini rilevate dalle telecamere, dalle numerose telecamere che sono presenti in centro storico e che sicuramente abbiamo ragione di credere abbiano ripreso la fuga dell'autore di questa rapina. Dopo la violenta rapina alle 2 anziane sorelle in via San Nicolò, questo è il secondo grave episodio nel giro di pochi giorni in pieno centro. Peraltro proprio nella zona dell'ultima rapina è in programma il potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblico. Le prossime telecamere che verremo a allocare riguarderanno proprio anche la zona di piazza Santa Maria dei Battuti, proprio dove si affaccia, possiamo dire, l'istituto che è stato oggetto di questa azione. Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri di Verona per stalking nei confronti della ex fidanzata di 16 anni più grande di lui. Il giovane, che nel periodo estivo fa il cameriere in un locale, non sopportava l'idea che la sua relazione sentimentale con la donna fosse finita. Il 22enne avrebbe iniziato a vessare l'ex partner con comportamenti sempre più minacciosi ed aggressivi, arrivando a bloccarle il telefono. Dopo alcuni mesi una chiamata della donna ai carabinieri ha posto fine
alla situazione. I militari sono intervenuti scongiurando che la situazione potesse degenerare ed arrestando in flagranza l'uomo. Questa mattina il GIP Laura Donati ha convalidato l'arresto nei confronti del 22enne, ma ne ha disposto la scarcerazione con l'applicazione della misura del divieto di dimora nella provincia di Verona e di avvicinamento all'ex fidanzata. Aveva giocato al casinò banconote false. Dopo 16 anni è stato sorpreso a Cassola ed arrestato. La giustizia, quella straniera in questo caso, non dimentica e presenta il conto. Dopo 16 anni su di lui pendeva un mandato di cattura europeo, nonostante da quella notte siano passati oltre 3 lustri. Ad incastrarlo un ordine di cattura del Tribunale di Pola in Croazia, che lo aveva condannato ad 1 anno e 8 mesi di reclusione. L'uomo, un 50enne di Alcamo, provincia di Trapani e residente a Cassola, è stato arrestato ieri. Secondo quanto emerso, si sarebbe presentato al casinò di Plovania con 5.600.000 lire in banconote da 100, tutte risultate false. Era già riuscito a piazzare al tavolo da gioco 13 banconote prima che qualcuno se ne accorgesse, dando l'allarme. A distanza di 16 anni la giustizia ora gli ha presentato il conto. Ieri alla sua porta si sono presentati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bassano. Traffico e code questa mattina lungo le strade che portano al mare per il primo vero e proprio esodo estivo. Primo fine settimana di luglio e primo vero e proprio esodo estivo. Complice poi la giornata di sole che ha spinto tanti pendolari a raggiungere le spiagge, sin dalla prima mattina di oggi il traffico verso il litorale veneto è stato molto intenso. A Jesolo si sono formate lunghe code che hanno raggiunto anche i 10 km. Da Caposibile in poi si è visto un unico serpentone di veicoli, così anche lungo le direttrici per Bibione e Caorle. Verso le 13 la situazione è lentamente migliorata. Non sono andate diversamente le cose nemmeno per raggiungere Sottomarina. Molto intenso poi anche il traffico lungo la rete autostradale, ma fortunatamente sin da questa mattina non si sono registrati rallentamenti o particolari problemi alla circolazione sia verso Milano che verso Trieste. E quello che si è appena concluso è stato un giugno caratterizzato da temperature record che a Vicenza hanno avuto effetti scioccanti per la salute delle persone. Un giugno record con temperature altissime, gli effetti sulla salute sono scioccanti, lo dicono i numeri del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. 13 tentati suicidi, di cui in 9 casi con procurato danno fisico, 150 tra attacchi di panico e stati d'ansia, 40 persone con sintomi di depressione, 15 scompensi di origine psicotica, 16 giovani in stato semicomatoso per un consumo eccessivo di alcol e 14 per consumo di droga. 65 casi di violenze con risse, botte e ferimenti, di cui 5 in casa e le vittime sono tutte donne. 40 casi di epilessia. Numeri shock per un mese che archiviamo e in cui il caldo ha gettato centinaia di vicentini sull'orlo di una crisi di nervi. Andiamo a Chioggia, niente più sospensione per il cantiere GPL. Il TAR infatti ha deciso di togliere i sigilli imposti dall'amministrazione comunale che aveva agito su disposizione della soprintendenza. Riaprono i cantieri del maxi deposito di GPL a Chioggia, l'ha deciso il TAR del Veneto, cui si era appellata la società che sta realizzando l'opera. La notizia non ha colto di sorpresa l'amministrazione comunale né la cittadinanza. Dopo le vacanze si entrerà nuovamente nel merito, dice Roberto Rossi, a capo del comitato No GPL che affianca l'amministrazione nella battaglia contro il mega impianto. In piedi ci sono altri 2 ricorsi, quello sul passo carraio realizzato per il passaggio dei mezzi fino al cantiere, che ad avviso del Comune di Chioggia è abusivo, e quello contro la proroga ministeriale ai lavori per la costruzione dell'impianto che doveva essere completato entro il 26 maggio. Sulla mancanza del parere paesaggistico è solo una delle criticità che noi abbiamo rilevato da quando ci siamo costituiti. Ce ne sono parecchie altre sulle quali tra l'altro sta indagando anche la Procura della Repubblica. L'iter autorizzativo, ricorda Rossi, è stato istruito sul nulla, senza contare gli aspetti legati alla sicurezza. L'attuale regolamento
marittimo vieta l'ingresso delle navi gaziere, perché il nostro è un porto commerciale e l'unico canale d'accesso passa a ridosso delle abitazioni civili e delle attività produttive, insomma. È un porto commerciale, non è un porto industriale il nostro. Se ne riparlerà dopo l'estate. Grande festa ieri sera alle fonderie Anselmi di Campo San Piero in provincia di Padova, che riaprono dopo 6 mesi di stop per i lavoratori. Ecco le immagini della prima colata di ghisa, presente anche il segretario nazionale della FIOM Landini. La prima colata di ghisa è stata salutata da un lungo applauso che ha segnato la fine di 6 mesi di patemi e sofferenze. Comincia così la nuova era dell'Anselmi, una grande festa nello stabilimento delle storiche fonderie di Campo San Piero. Tutti e 120 lavoratori che hanno rischiato di perdere il posto di lavoro e che per mesi sono stati senza stipendio hanno festeggiato l'inizio della nuova produzione. È una vittoria, la rivincita, la rinascita. Avete già cominciato e lì c'è anche il frutto del vostro prime settimane di lavoro. Sì, abbiamo già cominciato e adesso speriamo continui così. Questa festa è la riapertura, come se fosse una nuova azienda, ci abbiamo creduto fino in fondo, sappiamo che questa azienda ha ancora delle potenzialità, avevamo il mondo contro, però resistendo abbiamo dimostrato che in 7 giorni abbiamo riavviato l'azienda dopo 6 mesi che era ferma. Sono stati 6 mesi molto ma molto difficili, abbiamo sofferto, però alla fine ce l'abbiamo fatta, grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa grande guerra. Panini con la salsiccia e la porchetta, musica. Dopo i mesi di occupazioni e le proteste dal tetto, ora la fabbrica ha riaperto le porte e ha ricominciato a lavorare. Insieme agli operai c'erano le famiglie, il vescovo di Treviso e il vicario della diocesi di Padova e la nuova proprietà bresciana vicentina targata Ariotti VDP. A distanza di meno di un mese dall'avvio della nuova gestione siamo ben felici di poter mostrare le prime fusioni, 10 tonnellate l'una, ghisa sferoidale, alta qualità, made in Anselmi. Promettiamo di fare di tutto per riassumerli tutti quanti. Insieme ai sindacati e ai politici che hanno seguito in questi mesi la vertenza, presente alla festa e alla prima colata anche il segretario nazionale della FIOM Maurizio Landini, che ha fatto i complimenti ai lavoratori per la loro tenace caparbietà. È una bella soddisfazione perché vuol dire che la caparbietà dei lavoratori è stata premiata, ha determinato l'incontro con degli imprenditori che vogliono seriamente fare gli imprenditori e credo che questo dimostri ancora una volta che difendere il lavoro significa difendere anche il territorio e difendere il nostro paese. L'incubo del licenziamento ora sembra allontanato, ci sono delle commissioni e i lavoratori sono ripartiti a pieno regime. Una storia a lieto fine, simbolo di un Veneto che resiste e vuole ripartire. Saldi al via oggi in tutto il Veneto, anche a Treviso. In molti hanno voluto approfittare dei prezzi scontati, ma altrettanti hanno preferito rinviare gli acquisti. Partenza soft, complice anche la bella giornata che ha spinto fuori città parecchi trevigiani. Aspetto le svendite per recuperare quello che avrei potuto comprare un mese fa. Sono sempre prima, non me l'aspettavo che cominciassero già oggi, però insomma abbiamo approfittato. Saldi al via e quest'anno il primo sabato di luglio coincide con il primo giorno del mese, via dunque prestissimo agli acquisti a prezzi scontati. Di gente per questo avvio delle svendite a Treviso se n'è vista parecchia, anche se non c'è stato certo l'assalto ai negozi, come sempre abbigliamento e calzature i settori più gettonati. Ci sono sempre delle buone occasioni a Treviso, veniamo sempre volentieri. Sì, perché bisogna comprare solo in saldo. Diciamo che il prezzo del saldo sarebbe quello giusto. Guardavo queste cose molto carine, se poi sono anche in saldo ancora meglio. Buone le aspettative dei commercianti per i saldi dell'estate 2017. Da un'indagine di Adiconsum risulta che il 44% delle famiglie attende gli sconti, un dato in crescita rispetto agli anni scorsi. Questo fa da un lato ben sperare, anche se di fatto sappiamo che quando si è in saldo la marginalità scende a zero e questo diventa alla lunga un problema non indifferente.
E se l'appuntamento con i saldi è imperdibile per chi ama e può permettersi di rinnovare il guardaroba ad ogni stagione, per altri ragioni etiche o di portafogli fanno rinviare gli acquisti a quando ce ne sia davvero la necessità. Sono già piena di roba che poi non uso, quindi quest'anno niente saldi. Non ho bisogno di niente, sto guardando. Sono tempi un po' in cui bisogna andare cauti, quindi aspetto, insomma, non ho bisogno di cose, anche se bisogna far ripartire i consumi, questo è vero, però. Ha ripreso vita dopo anni di silenzio il progetto di un mega centro commerciale a 2 Carrare, proprio di fronte al Castello del Cataio. Sarà il più grande della provincia e tra i più grandi del Veneto, con i suoi 32.000 metri quadri di negozi e parcheggi. Succede in tutta Europa, nessuno lo farebbe mai davanti alla Reggia di Versailles, davanti a Villa Pisanio, a Villa Contarini e Piazzola sul Brenta. È un'opera che offende la storia, offende il castello, offende il paesaggio intero. La proprietà del Castello del Cataio, la famiglia trevigiana Cervellin, è sconvolta. Ha appreso da solo 4 giorni della pubblicazione di un costoso rendering del centro commerciale, che fa pensare che la mega operazione, di cui da almeno un decennio si parla a 2 Carrare, potrebbe iniziare a diventare realtà. Noi faremo tutto quello che è possibile per... non so se riusciremo, non abbiamo le forze per fermare forse, ma quantomeno per informare le persone e per far sapere la nostra completa contrarietà ad una cosa del genere, che appunto offende il paesaggio, l'arte, la storia di un'emergenza e di un territorio che ha invece un'opportunità immensa, come sono i Colli Euganei e tutta la zona ad est dei Colli Euganei, quindi non è questa la vocazione che dovrebbe avere il territorio, non lo è. Di sfregio al territorio parla anche la Confagricoltura di Padova. Il presidente Giordano Emo, capo di lista, dice che il maxi centro commerciale mette a repentaglio le tante attività agricole e commerciali che sono il tessuto della provincia. Uno sperpero di territorio a danno della campagna veneta, dice capo di lista, ancora più grave per la complessa rete viaria che richiederà. Lunedì mattina in municipio a 2 Carrare il sindaco Davide Moro comunicherà quali intenzioni ha la sua giunta comunale per la possibile mega opera edilizia che invaderà la campagna del paese e il paesaggio davanti al Castello del Cataio. Vi ricordo l'appuntamento con la puntata speciale di 20:10 in onda questa sera su Antenna 3, ospite il governatore Luca Zaia. In una intervista a 360 gradi verranno affrontati i temi d'attualità, dalle banche ai profughi al caso vaccinazioni, appuntamento dunque da non perdere. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come di consueto le previsioni meteo, grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Torna ad aumentare la pressione sul nostro paese e torna dunque anche il sole e anche il clima sarà molto gradevole. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo stabile e ampiamente soleggiato, va evidenziata però una diffusa e parziale nuvolosità sui rilievi alpini ma senza altre conseguenze. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime sono previste tra i 25 e i 30 gradi, minime sui 15-19 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile e ampiamente soleggiato anche qui, da evidenziare tuttavia qualche addensamento sui rilievi, ma anche in questo caso sarà del tutto innocuo. Temperature massime che risultano essere in lieve aumento, comprese tra i 26 e i 29 gradi, minime sui 16-19 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Qualche addensamento e brevi rovesci sui settori alpini di confine, prevale il bel tempo soleggiato e stabile invece altrove. Temperature massime attese intorno ai 27-29 gradi, minime sui 14-15 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nella laguna di Venezia, i venti moderati e settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.